Da est ad ovest dell'Agrigentino i militari del comando provinciale dell'Arma di Agrigento, un centinaio in campo, supportati dai reparti speciali del Nucleo Ispettorato Lavoro e Centro Anticrimine Natura, hanno eseguito una raffica di controlli ambientali. Il bilancio complessivo delle verifiche è stato di 4 discariche abusive scoperte e sequestrate, 3 a Porto Empedocle e una a Ravanusa, 7 persone denunciate e il sequestro di circa 2 tonnellate di materiale ferroso di provenienza illecita. Durante questi controlli è stato sequestrato a Palma di Montechiaro anche un garage adibito abusivamente ad autofficina meccanica ed in un negozio è stato trovato un lavoratore in nero. Nel dettaglio, nell'area privata di Ravanusa i carabinieri hanno trovato una discarica di materiale ferroso, ma in mezzo alle tante cianfrusaglie un autocarro e parti di veicoli con telaio alterato allo scopo, secondo i militari, di impedirne l'identificazione. 2 le persone denunciate alla procura per le ipotesi di reato di ricettazione e violazione delle norme in materia ambientale. Invece a Palma di Montechiaro i carabinieri hanno sequestrato un garage adibito abusivamente ad autofficina meccanica, garage che è risultato privo delle necessarie autorizzazioni. Denunciato alla procura un uomo a cui sono state levate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 5.000 euro. Poi ancora in un negozio di autoricambi a Campobello di Licata i carabinieri hanno accertato la presenza di un lavoratore in nero. Al datore di lavoro è stata contestata una multa di 3.750 euro. 3 le discariche abusive scovate e sequestrate dai militari a Porto Empedocle, una composta da rifiuti pericolosi è risultata essere di 50 metri quadrati ed è incontrata in Ficherna, sul letto di un corso d'acqua naturale, poi un'altra di circa 10 metri quadrati in un'area urbana ed un'altra ancora di 100 metri quadrati circa in un'area rurale. A Canicattì invece nel corso di un'ispezione in un'autocarrozzeria i carabinieri hanno denunciato un uomo che avrebbe fatto depositare in modo incontrollato rifiuti pericolosi di varia natura, senza detenere i prescritti registri e omettendo di inoltrare la prevista documentazione al Comune, esercitando un'attività diversa da quella registrata alla Camera di Commercio. Le multe elevate in questo caso arrivano a complessive 16.000 euro. A Favara 2 uomini sono stati fermati dai carabinieri mentre trasportavano materiale ferroso del peso di alcuni quintali senza le indispensabili autorizzazioni.